una fiera che può essere uno strumento in mano anche ad altri soggetti che sono chiamati in questa provincia a fare turismo. 200 espositori e 200 marchi rappresentati. Longarone Fiere, con la terza edizione di Dolomiti Oreca, evento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, lavora ai fianchi di chi opera per declinare sul territorio il concetto di destinazione turistica. Il 2, 3 e 4 ottobre nel quartiere fieristico di Longarone sono attesi 6.000 visitatori. Il sipario si alzerà con la premiazione per la prima volta nel Bellunese dei ristoranti di eccellenza nel Veneto grazie a FIPE, Confcommercio e Regione Veneto. 47 i ristoranti in Lizza che con il loro lavoro offrono un'immagine positiva del territorio in Italia e nel mondo. In fiera quest'anno una novità che riguarda il mercato del lavoro. La Veneto Lavoro verrà in fiera, contatterà tutte le aziende per capire qual è la loro richiesta e poi attraverso una ricerca sostanzialmente che andrà non solo nel Veneto ma oltre il Veneto cercheremo di portare lavoratori che possano fare la stagione nella nostra provincia. Un lavoro che passo passo sta premiando gli sforzi compiuti dal nuovo corso di Longarone Fiere che si evolve per rispondere alle richieste del mercato. È rimasto uno dei 20 quartieri in Italia, al di là dei 5 grandi, io credo che sia uno strumento prezioso, dobbiamo prendercene cura e farlo tornare a crescere.